65.000 persone lasciano Wuhan alla fine della quarantena, treni e aerei ripartono, ma il controllo delle autorità rimane. La corrispondente Giovanna Botteri. Si sono precipitati a migliaia nelle stazioni dei treni, degli autobus, all'aeroporto. Subito dopo la mezzanotte, appena Wuhan è tornata libera, aperta, dopo 76 giorni di quarantena. Ora dalla città si può andare e venire, ma solo, ci spiega Lorenzo Mastrotto, il vicentino che è sempre rimasto a Wuhan con la sua famiglia, se sei sano. Abbiamo questo codice sul telefono, il codice che se risulta verde ci permette di uscire, di andare al lavoro. Io ieri sono tornato al lavoro per la prima volta. Si torna al lavoro, mercati, negozi, ristoranti riaprono, anche se con 1000 precauzioni. Non si può entrare, non si può ancora sedersi all'interno dei bar e dei ristoranti, ma si può comprare da mangiare fuori alla porta. Si sono quasi azzerati contagi e decessi, ma c'è l'incubo della seconda ondata. Altre città cinesi sono appena state isolate. Per Wuhan è come uscire da una guerra, la gioia di ricominciare a vivere, la paura che rimane. Ho visto molti bambini con la bicicletta e col monopattino che giravano, naturalmente tutti indossano la mascherina, è obbligatorio per poter rimanere fuori. Comunque c'è una certa cautela, anche perché le persone sono molto preoccupate. Torniamo in Italia, il caso di Lauro, il piccolo paese tra Avellino e Napoli, è stato dichiarato